Tra gusto e scultura, tra professionalità e artigianato, il dolce per eccellenza, il cioccolato, sarà protagonista da oggi e fino a domenica 5 marzo in Piazza Cavour, a Favara, per la prima festa del cioccolato. Sono infatti 4 le ditte, la Choco Passion, la Chococus, la Dolce Nera e la Italian Chocolate, che dopo le soste nelle più prestigiose piazze d'Italia, tra le quali Milano, Firenze, Bologna e Napoli, hanno deciso di continuare il tour in Sicilia, scegliendo la piazza principale di Favara come sede per tutto il fine settimana. Gli stand resteranno aperti ogni giorno dalle 10 fino a mezzanotte. Già questa mattina l'evento ha registrato un'ottima partecipazione da parte dei cittadini, che non si sono lasciati scappare l'opportunità per fare una piacevole passeggiata sotto un accogliente sole e per ammirare e comprare prodotti esposti. Prodotti naturalmente a base di cioccolato che sono stati realizzati tutti in maniera artigianale. In fondo alla piazza, davanti al monumento dei caduti, è stato allestito inoltre uno stand adibito alla dimostrazione sui processi con i quali viene realizzato un ottimo cioccolato, senza uso di conservanti, per mantenere alta la qualità. Noi stiamo facendo questo tour in Sicilia per dimostrare la differenza tra artigianalità e industria. L'artigianalità lavora ogni pezzo singolo di cioccolato puro senza grassi idrogenati, senza conservanti di lunga conservazione, quindi il nostro prodotto si acquista al massimo di scadenza, c'ha 6-8 mesi di produzione di scadenza, quindi non ha conservanti all'interno, grassi idrogenati che porta la scadenza di 12-24 mesi. Alcuni maestri cioccolatieri sono anche specializzati nella realizzazione, anche questa artigianale, di svariate forme in cioccolato, tra le quali fanno bella mostra i cosiddetti ferri vecchi, figure di dolci animaletti e anche, perché no, di scarpine. L'evento, patrocinato dall'amministrazione comunale che ha invitato i maestri cioccolatieri e messo a disposizione il suolo di Piazza Cavour, coinvolge anche le scolaresche di Favara, che già a partire da questa mattina hanno potuto assistere alla spiegazione e dimostrazione dei professionisti su come si ottiene un cioccolato di alta qualità, che è stato poi offerto in degustazione agli alunni. Noi quest'anno abbiamo colto al volo un'occasione, sapendo che erano in giro per l'Italia questi maestri cioccolatieri italiani e francesi, e tramite Marco Valendi, proprietario del Dammusi, che ringraziamo, mi aveva proposto questa idea. Subito li abbiamo contattati e questo gruppo, questa organizzazione, dopo aver visto la nostra piazza, sono rimasti entusiasti. Noi abbiamo dato il patrocinio e grazie anche ai commercianti di Piazza Cavour abbiamo organizzato pure 2 eventi musicali che saranno uno domani e uno dopodomani, quindi dalle 9:30 di sera, e quindi creare un fine settimana di movimento, di attività e di promozione culturale e turistica del territorio, che per noi è una cosa fondamentale e sul quale puntiamo molto. La festa del cioccolato porta tanta allegria e sicuramente cultura. Abbiamo invitato anche le scuole a partecipare, non solo per vedere quindi in mostra le sculture artistiche, quindi il cioccolato che assume le varie forme, ma soprattutto per assistere ad un'attività didattica svolta da maestri cioccolatieri francesi e italiani. Infatti nel gazebo qui alle mie spalle è dalle 9:30 che si turnano le classi, quindi dell'istituto Brancati oggi. Nei vari giorni ci saranno anche altri istituti e questi bambini stanno seguendo appunto l'attività didattica, dove viene illustrata in maniera specifica con anche delle immagini da dove nasce il cioccolato e quindi dalla pianta fino al prodotto finito. Insomma, un'iniziativa che mette gola e rende Favara una meta più gustosa per i visitatori che non vorranno lasciarsi scappare questo dolce evento.